La partita di ieri non può non farsi sentire sia a livello fisico che mentale, così come l'amarezza per una sconfitta che ai punti è stata immeritata. Il bello di tornei come questi però è che si ha subito la possibilità di voltare pagina, si ha subito l'occasione di riscattarsi. I ragazzi di Gianni Chedda vogliono mettersi alle spalle la gara di ieri e centrare la prima vittoria della LND nella storia di questa manifestazione. Dal centro sportivo di Romanengo in provincia di Cremona, buonasera da Luca Pellegrini e benvenuti a rappresentativa LND Under 18 Cremonese, seconda giornata del trofeo Dossena. Passiamo alle formazioni partendo da quella della LND. Rispetto a ieri Gianni Chedda stravolge la squadra. Ben 5 cambi, Iabre per Salvati tra i pali, Pasquire per Cugnata al centro della difesa, Abba per Albani con Rufo che scala nel terzetto difensivo, Sfasciabasti e Giacchini per Fiore e Sagrillo a centrocampo. Risponde la Cremonese che rispetto alla vittoria contro il Monza dell'altra sera ne cambia addirittura 9 dei ragazzi partiti dall'inizio, vengono confermati solo Agazzi in porta e Bellani sulla fascia. Cambi che non riguardano solo l'11 titolare ma in generale i convocati, dato che ci sono 7 volti nuovi rispetto a ieri. Le due squadre hanno appena effettuato i saluti di rito a centrocampo. Ora foto di squadra per la LND e poi probabilmente minuto di silenzio che è già stato osservato ieri, ma verrà effettuato anche nella giornata di oggi, ovviamente in memoria di Silvio Berlusconi, ex premier, ma molto più che politico, è stato imprenditore, è stato presidente del Milan, con cui ha fatto la storia, e di recente del Monza. Ora è veramente tutto pronto qua a Romanengo in provincia di Cremona per la LND. Ieri è arrivata una sconfitta per 2-1 contro il Brescia per la Cremonese, che lo ricordiamo di questo torneo è campione in carica. È arrivata una vittoria per 1-0 contro il Monza, rete siglata da Bassoricci, che l'anno scorso di questo trofeo è stato il capocannoniere. L'arbitro attende il via libera anche da parte degli assistenti che stanno prendendo posto sulle fasce di competenza. Rappresentativa in completo blu attaccherà in questa prima frazione da destra a sinistra. Cremonese con il classico completo grigio-rosso attaccherà da sinistra a destra. Si comincia, primo possesso per la squadra di Gianni Chedda. Ferrari pressato dall'altro numero 7 Bellandi. Palla finisce fuori, sempre Ferrari con le mani. Si sfidano due squadre che usano la difesa a 3. La squadra di Gianni Chedda avrà un centrocampo a 5, la Cremonese almeno sulla carta, poi vedremo se effettivamente sarà così in campo. Dovrebbe avere un centrocampo a 4 perché ha scelto per il 3-4-3. Lottici Tessadri trova bene tra le linee Cantaboni, cerca l'imbucata in area di rigore, pallone che non filtra. Sempre rimessa lato sinistro, ovviamente rispetto alla direzione di attacco della LND. Duca lotta con Caprio, aiutato da Bellandi. Si rinnova la sfida tra numeri 7, poi la Cremonese decide di ripartire dall'altra parte con Cham, uno dei volti nuovi rispetto a ieri.
ieri non solo non era in campo, non era nemmeno tra i convocati, come dicevamo nell'intro. Sono 7 i ragazzi ieri non presenti neanche in panchina, oggi invece nella lista convocati stilata dal tecnico Elia Pavesi. Calcio di punizione per la LND. Iniziamo anche a parlarvi dei volti nuovi della squadra di Gianni Chedda. Come vi abbiamo detto, Rufo ieri giocava esterno destro a tutta fascia, oggi viene schierato nel terzetto difensivo. In realtà è un ruolo che ha già ricoperto ieri nel secondo tempo, dopo la girandola delle sostituzioni. Al centro invece non ci sarà Campesan, che scala a braccetto di sinistra. La posizione sarà occupata da Pasquire, giocatore dell'Audace, squadra di eccellenza di Genazzano, un comune nell'Interland di Roma. È arrivato l'estate scorsa dal Monterosi, con cui la passata stagione ha partecipato da sottoetà al torneo di Viareggio. Batte la rimessa la Cremonese, recupera il pallone Sfascia Basti, che ieri era entrato a gara in corso. Evidentemente è piaciuto il suo approccio a Gianni Chedda, che l'ha schierato titolare. Un altro cambio a centrocampo, non tanto a livello di uomini quanto di posizione, è quello di Valori. Ieri ha giocato mezzala sinistra, oggi giocherà regista, perché viene inserito, oltre al già citato Sfascia Basti, anche Giacchina con il numero 14. Calcio d'angolo nel frattempo guadagnato dalla rappresentativa quando siamo al terzo minuto di gioco. Ieri a questo minutaggio i ragazzi di Gianni Chedda erano già sotto nel punteggio per la rete di Pandini. Salgono le torri della LND, 6 giocatori in area di rigore, pallone sul secondo palo, colpo di testa che non ha abbastanza forza per arrivare in porta, prova a pungere in contropiede la Cremonese, fa buona guardia a Rufo, per un attimo pensa di allargare da Ferrari, poi sceglie un passaggio più prudente su Iabre, ragazzo di proprietà del Lia Piave, altra squadra di eccellenza in provincia di Treviso. 15 giorni fa ha giocato l'amichevole contro il Cosenza e a fine stagione, per lui grande campionato, è stato premiato dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Veneto come miglior giovane portiere del girone B di eccellenza. Lia Piave, che non è nuova a crescere portieri di spessore, giusto per citare un giocatore che quest'anno è stato premiato miglior portiere della Serie A, Provedel. Occhio al pallone che finisce tra i piedi di Cantaboni. Era tutto regolare perché la sfera gli era arrivata sul rimpallo. Strozza la conclusione con il destro. Palla fuori. Rimessa in zona d'attacco per la Cremonese, che ha avuto una grande chance per sbloccare la partita. Capitata a Cantaboni, non ne ha approfittato. Gioca corto la LND. Elia Campesan. Scatta Ferrari sull'auto di sinistra. Il lancio è a metà strada tra lui e Torri. Ci arriva Torri. Fa buona guardia però con il numero 5, Gardoni. Ferrari con le mani attende il movimento dei compagni, sceglie Giacchina, il pallone è uscito, se l'è trascinato fuori il numero 14 e capitano della LND, oggi con la fascia di capitano. Ieri ce l'aveva un altro centrocampista, vale a dire Sagrillo. Torri cerca di infastidire Duca, che però è molto bravo a proteggere il pallone e a far ripartire i suoi. Palla allargata per Ciamma, spazio per avanzare sulla fascia al numero 3.
cerca di premiare Pentimone. Pallone scivola sul fondo. Allora rimessa a disposizione della squadra di Gianni Chedda, che come dicevamo nella nostra introduzione è ancora alla ricerca della prima vittoria al Trofeo Dossena in questa che è la sua terza partecipazione. Storia della rappresentativa in generale, indipendentemente dal Dossena, che è più lunga, dato che questa è la primissima rappresentativa che è stata creata, che è stata istituita dalla LND. Nasce a inizio anni 90 per partecipare al Paolo Valenti, un torneo internazionale creato in nome dello storico conduttore di 90° minuto, nel quale si sfidavano le migliori selezioni nazionali professionistiche europee. Tanti talenti che negli anni hanno vestito la maglia della rappresentativa Under 18, Falcinelli, Falcone, Siligardi, tutti giocatori che hanno scritto pagine di storia sia in Serie B che in Serie A. Rimessa in zona d'attacco per la rappresentativa Under 18, sempre Torri in appoggio. Pallone che doveva raggiungere Giacchina, in realtà troppo corto, sfascia Basti di testa. Caprio cerca l'imbucata, aveva attaccato lo spazio Abba, non è riuscito a raggiungere il pallone il numero 20 del Crema, squadra di Serie D. Per lui 6 presenze in Under 19 e un gol quest'anno, e poi 20 presenze in prima squadra e un'altra rete contro il Prato, che l'ha fatto diventare a 17 anni e 9 mesi il secondo marcatore più giovane nella storia del club. Davanti a lui Giovanni Moretti, che ha conquistato il primato però nel 1926, quindi praticamente Abba è il marcatore più giovane quasi degli ultimi 100 anni del Crema. Lottici Tessadri allarga per Duca, si torna dal numero 4, chiede il pallone con numero 8 Palamara, non viene servito. Ancora Cremonese in possesso, palla troppo forte per Cantaboni. Ferrari fa carambolare il pallone addosso a Duca e la sfera termina out. Ha fatto un gran mix la Cremonese a livello di giocatori convocati in questo Dossena. Ci sono 2004 vere colonne portanti della squadra, come ad esempio Basso Ricci, che vi dicevamo essere stato il capocannoniere della squadra l'anno scorso. Ci sono i 2005 che quest'anno hanno fatto i titolari in primavera, e poi ci sono anche alcuni 2006 come ad esempio Cantaboni, che quest'anno hanno partecipato al campionato Under 17. Sempre Cremonese in possesso palla con Palamara. Lottici Tessadri si guarda intorno, non trova sbocchi, sceglie allora Cantaboni. Si accentra Bellandi, si va dall'altra parte, imbucata, e poi palla all'indietro di nuovo da Palamara. Apre sulla sinistra, il pallone giunge a destinazione. Ora la Cremonese preme e in area di rigore. Ancora Palamara, al limite Lottici Tessadri, raddoppiato. E poi con decisione Abba si va a prendere il possesso, se ne va anche sulla fascia, ne passa un altro, va a terra, fallo. Secondo il direttore di gara, quando abbiamo superato il 10° minuto di gioco, sempre 0-0 tra LND e Cremonese. Nella Cremonese non fa parte dei convocati quest'oggi, ma c'era ieri Della Rovere. Nel frattempo c'è stata una segnalazione da parte del guardalinee, l'arbitro non l'ha vista, allora si continua a giocare, poi finiremo il discorso su Della Rovere. Rufo rilancia Torri, per il momento la bandierina rimane giù, spalla a spalla con Duca, poi Cham con grande esperienza e con grande eleganza doppia finta e fa ripartire la Cremonese con grinta. Valori cerca di andarsi a riprendere il pallone, il possesso rimane però dei grigiorossi. Cantaboni sventagliata in direzione di Pentimone, palla irraggiungibile per il numero 6.
Dicevamo della Rovere, si tratta addirittura di un classe 2007 che quest'anno ha fatto il titolare da sottoetà in Under 17, 27 presenze stagionali per lui, 7 gol e 8 assist. Ha raccolto anche 2 presenze in primavera nelle ultime 2 giornate di campionato, diventando l'esordiente più giovane nella storia dell'Under 19 della Cremonese a 15 anni e 11 mesi e il terzo classe 2007 ad esordire nel campionato di Primavera 2 in questa stagione, dopo Maucci del Brescia e Caucci dell'Ascoli. L'anno scorso per lui un'esperienza anche con l'Italia Under 15 del CT Favo. Quest'anno una presenza con la maglia azzurra Under 16 del CT Zoratto. Lui che è stato presente anche nell'ultima edizione dell'Almanacco e che attualmente è sesto nel ranking della Giovane Italia. Gioca nella Cremonese fin dai pulcini. Ferrari, appoggio a Giacchina, o meglio battuta verso Giacchina che cerca l'appoggio fuori misura, allora rimessa già battuta dalla Cremonese. Cham ha spazio per avanzare il numero 3, si fanno vedere Cantaboni e Palamara, servito il primo, su di lui Valori. Chiama palla Lottici Tessadri all'altezza proprio del dischetto di centrocampo. Si rimane però sull'out di sinistra. Palamara, imbucata per Stuckler. Non riesce a stoppare il pallone l'attaccante della Cremonese. Allora può costruire la rappresentativa. Pressione però molto alta proprio di Stuckler. Campesan. Valori. Si abbassa Giacchina, si va da Campesan, ora il capitano della LND, di nuovo da Campesan. Cantaboni e Bellandi in pressione, pressione che funziona e consente alla Cremonese di guadagnare una rimessa. Bellandi a battere, va all'indietro, palla forse un po' corta per Duca, ci si avventa Torri che può ripartire, palla al piede in area di rigore, sta arrivando anche Caprio, Torri sceglie Sfasciabasti, può anche calciare, apre sulla destra per Abba, va lui col destro, respinto, calcio d'angolo, ripartenza fulminea della LND. Si incarica della battuta Valori, pronto a un'eventuale respinta Sfasciabasti col numero 15 in area, vedete con il 3 Campesan, col 9 Pasquire, col 20 Abba, col 14 Giacchina che proprio spizza il pallone, poi Caprio mastica la sfera nel tentativo di rimetterla in mezzo. Lottici Tessadri alla cieca la butta in avanti dove c'è solo Rufo che rinuncia a buttare il pallone in avanti, preferisce far risistemare i suoi compagni. E va da Valori. Campesan, di nuovo Rufo, giocatore della Lupa Frascati. Lancio in direzione di Caprio, fa buona guardia Gardoni. Quarto d'ora di gioco scoccato adesso. Noi ricordiamo che in questo torneo non sono 2 tempi da 45 ma 2 tempi da 40. Ferrari mette il pallone in mezzo, rasoterra, sbaglia Cham, Torri! Paratissima di Agazzi che però non è riuscito a evitare il calcio d'angolo. Che intervento sul destro di Torri, che era potente e ben indirizzato. Agazzi fa un super intervento, infatti gli dà il 5. Cantaboni salva il risultato. Che parata dell'estremo difensore della Cremonese, che ora ci mette i pugni sul corner. Sfasciabasti col destro centrale, Sfasciabasti in 2 tempi, non riesce a bloccare, la mette sui piedi di Campesan che sblocca la partita. LND in vantaggio al 16esimo, 1-0.
Sbloccano la partita i ragazzi di Gianni Chedda con il proprio difensore centrale. Anche ieri la gara era stata sbloccata da un difensore, si trattava però di un difensore del Brescia. Questo ha tutto un altro sapore per la Lega Nazionale Dilettanti, che passa a condurre. Agazzi ha fatto un intervento da incorniciare prima del calcio d'angolo, poi si è lasciato sfuggire il pallone su una parata che sembrava decisamente più semplice. Ha provato ad allontanarla con i pugni in tuffo, l'ha messa però sui piedi di Campesan, che da lì ha dovuto solo spingerla in porta. Pentimone a battere la rimessa direttamente in area di rigore, di testa allontana Pasquire. Poi conclusione abbondantemente alta sopra la traversa. Gol che serviva anche a livello mentale alla LND. Rilancio verso Torri, svetta Cham, Valori la ributta in avanti verso Caprio, anticipato da Duca. Altro colpo di testa, terzo colpo di testa consecutivo. Poi Stuckler di tacco, Pasquire senza pensarci troppo lancia a Caprio, che è scattato in posizione regolare. Era in offside Torri, non lui. Caprio raggiunge il fondo, la mette in mezzo, palla sporcata da Duca, che è bravo anche ad evitare il calcio d'angolo. Bellandi si alza su di lui, l'altro numero 7 Ferrari. Poi Campesan in anticipo su Stuckler, spedisce il pallone oltre la rete che circonda il campo. Anticipato l'attaccante danese David Stuckler, danese di origini iraniane. Suo fratello Daniel Stuckler è un calciatore professionista, attualmente gioca come attaccante in una squadra di Serie C danese, ma in passato ha militato anche nelle prestigiose giovanili del Brøndby, diventando all'epoca il terzo esordiente più giovane nella storia del club. Oggi è scivolato al 7° posto. Abba scappa sulla destra, mette in mezzo per Caprio. Il primo tiro gli rimane tra i piedi, il secondo termina fuori, addirittura in rimessa laterale. È una LND che però è viva. E rimane in pressione. Palla fuori, vediamo cosa indica l'arbitro. Dà ascolto al guardaline e quindi rimessa laterale per la Cremonese, con Bellandi che si scusa subito perché voleva giocare un pochino col cronometro e lanciare il pallone alto. L'ha lanciato troppo alto, è andato al di là della recinzione. Stuckler di testa, palla termina fuori. Touche per la LND, di cui si incarica Ferrari, confermato titolare sull'out di sinistra dopo la gara di ieri. Tommaso Ferrari. Torri allarga per Rufo, va sulla destra da Abba. Perno con il corpo, giocata quasi da giocatore di basket, da playmaker questa di Abba, che subisce fallo da parte di Pentimone. Valori si prende il centro del campo. Torri di prima, di nuovo per Abba. Altro fallo sul 20, fa proseguire l'arbitro per il vantaggio. Raddoppiato Torri. Torna indietro da Valori, di prima intenzione. Si chiude il triangolo con Giacchina. Poi prova ad imbucare per Torri, l'idea era anche buona, il passaggio è leggermente lungo, la palla termina sul fondo, abbiamo superato la metà del primo tempo, sempre 1-0, decide la rete di Campesan. Agazzi ha fatto ripartire la Cremonese, che ora porta il pallone sulla linea di centrocampo, imbucata per Stuckler con decisione, troppa decisione. Pasquire su di lui, commette fallo.
In contemporanea a questa gara si sta giocando anche Monza-Brescia. Attenzione, lancio per Torri, fuori gioco. Ieri il Monza appunto sconfitto di misura dalla Cremonese, rete di Bassoricci, come vi dicevamo. Nella gara c'è stata anche un'espulsione, cartellino rosso per Borghesan, lui che sarebbe stato un ex di questa partita, dato che l'anno scorso ha vestito la maglia della rappresentativa, era stato il capitano della selezione di Serie D che aveva partecipato al torneo di Viareggio. Ci teneva veramente tanto a partecipare a questa partita, purtroppo però è squalificato. Pasquire, lancio in direzione di Cham nel tentativo di cercare Abba. Si dovrà però ribattere la punizione. Allora un'altra chance Pasquire, larghissimo sulla sinistra Ferrari, sulla traiettoria di passaggio però c'è Stucler, scelto allora Valori, poi Rufo è fortunato nel rimpallo. Non era stato un gran passaggio quello di Valori, che ha rischiato tanto. Bellandi di prima aggancia Cantaboni, poi Valori interviene e la spedisce in rimessa laterale, già battuta, verso Palamara. Poi Duca, di nuovo a destra da Bellandi, ancora per Duca, arriva quasi sul fondo il numero 2, fermato dall'autore del gol Campesan. Calcio d'angolo per la Cremonese, che ha bisogno di una reazione. Avevano avuto la prima palla gol i ragazzi di Pavesi con Cantaboni, che l'ha sciupata malamente, poi non si sono più fatti vivi praticamente dalle parti di Iabre. Traiettoria al centro, attraversa tutta l'area piccola, arriva sul secondo palo dove c'è Cham che non riesce a indirizzare verso la porta. Già ripreso il gioco, Pasquire, lancio verso Torri, salta troppo in anticipo, la rispedisce in avanti Giacchina, ancora Cremonese però con Lottici Tessadri, uno dei 2006 della Cremonese. Ancora Lottici Tessadri, Cantaboni, sponda, palla fuori. Ferrari con le mani in direzione di Caprio, colpo di testa di Duca, palla fuori. Duca, uno dei 2005, che quest'anno è stato un pilastro della Cremonese. Caprio fermato da Cham, che va all'indietro da Agazzi. Per lui 30 presenze in stagione, ha saltato solo una gara di campionato e una di coppa. Nella Cremonese ormai da tantissimi anni Federico Agazzi. Poi Gardoni. Torna da Duca. Duca, dicevamo, pilastro, in realtà ha avuto una stagione con un po' di alti e bassi. Ferrari per Torri. Poi concludiamo il discorso su Duca. Si accentra sulla tre quarti, allarga per Rufo. Torna indietro da Valori. Poi Campesan. Ha spazio per portare palla il numero 3. Di proprietà del Camisano. Iabre. Pressione di Stucler, rischia tantissimo Iabre. Poi con la punta riesce a toccare
Rufo verso Caprio, spizzata, parte con un filo di ritardo Torri. Cham alla meglio, parlavamo di Duca, dicevamo stagione con un po' di alti e bassi. Ha giocato titolare 7 delle prime 9 gare, poi è scivolato un po' indietro nelle gerarchie, si è ripreso il posto ad aprile. Lui che è cresciuto nell'Accademia Inter, nel 2018 passa al Sedriano dove ha giocato tanto sotto età e nel 2020 alla Cremonese. Duca. Difende palla Stuchler, la offre ancora a Duca che cerca di chiudere il triangolo con il numero 9. C'è stato un tocco da parte di Campesan nel tentativo di proteggere su Stuchler, pericolo pubblico numero 1. 17 gol in campionato, 10 dei quali nelle ultime 6. Pallone sul primo palo, di nuovo corner. Bottino niente male, 10 gol nelle ultime 6 giornate, praticamente nelle ultime, anzi senza praticamente, nelle ultime 6 è andato sempre a segno. Traiettoria e mezzo, Iabre con i pugni, non allontana, Bellandi svirgola, poi Cham di testa, ancora Yam la chiama, in due tempi la fa sua e l'arbitro ravvisa anche un'irregolarità sul portiere della LND. Da uno sguardo in avanti alla ricerca di Caprio, non riesce la spezzata, poi Duca però gliela restituisce di tacco. Lottici Tessadri torna da Duca e coinvolge Agazzi. Poi Cham, palla lunga verso Stuchler, riesce a toccarla di testa per Pentimone, ha cercato la palla a rimorchio. Rufo ha fatto buona guardia. Abba verso Sfasciabasti, si chiude l'1-2. Abba si allunga troppo il pallone, Cham glielo scipa, va da Duca, palla insidiosa, Duca sbaglia il controllo, la regala Torri che può andare a tu per tu con Agazzi, rimedia Duca a un suo errore con un grande intervento in scivolata. Lottici Tessadri di nuovo per Agazzi. Gardoni. Palla lunga verso David Stuchler, riferimento offensivo dei grigiorossi. Lotta tra numeri 9, dato che in modo abbastanza inusuale il centrale dell'LND indossa proprio la casacca numero 9. Non si trovano palloni, allora ne possono approfittare per rifiatare entrambe le squadre quando siamo alla mezz'ora. Sempre 1-0 il punteggio, decide la rete di Elia Campesan, difensore della LND, confermato da titolare dopo la gara di ieri. Scelta premiata, quella di Gianni Chedda. Cham, rimessa molto lunga, Cantaboni di testa, diventa buona per Bellandi, tamponato da Ferrari che lo costringe a tornare indietro, cerca d'esterno Lottici Tessadri, poi se la va a riprendere Bellandi, flipper, può ripartire la LND con Valori, ha visto con la coda dell'occhio lo scatto di Caprio. Gardoni non si lascia sorprendere, di fianco a lui Lottici Tessadri sceglie Bellandi, ora Lottici Tessadri, poi Palamara, ancora Lottici Tessadri, sempre Palamara in appoggio, riceve, non riesce a controllarla, Caprio non stava guardando, si poteva gettare sul pallone, Stuchler serve in area, Tosca che la mette sotto la traversa e fa 1-1 per la Cremonese. Gran destro che dà un bacino alla traversa e finisce in porta.
1-1 allora a Romanengo, rete di Tosca. Classe 2005, nella prima metà di stagione ha raccolto una sola presenza in Coppa contro il Brescia. A gennaio è andato in prestito al Castellana, una società piacentina di eccellenza. Da poco ha fatto ritorno. Caprio. Duca lo sovrasta. Valori di nuovo in avanti da Torri. Cham ricomincia da Agazzi. Si apre Duca, il pallone è per lui. 8 minuti e mezzo più recupero alla fine di questa prima frazione. Palamara, poi Lottici Tessadri, sovrapposizione di Duca, palla a metà strada tra Palamara e Cantaboni, ne approfitta Caprio che lancia Torri, è fuori dai pali Agazzi. Cham è bravissimo a frapporsi fra pallone e porta perché non era piazzato benissimo l'estremo difensore della Cremonese, e poi guadagna anche una rimessa laterale. Bellandi all'indietro da Duca, detta i tempi e le direzioni della pressione Caprio al suo compagno di reparto Torri. La Cremonese però avanza con Cham sulla destra per l'autore del gol, Torri. Tosca, scusate. Duca. In appoggio Palamara, avanza palla al piede il difensore della Cremonese. Poi va da Lottici Tessadri, gli gira intorno Palamara. Sfera allargata sull'out di sinistra per Pentimone. Poi Palamara, ancora Lottici Tessadri, playmaker da cui passano per il momento tutte le azioni della Cremonese. Ancora Lottici Tessadri. Palla morbida per Bellandi che è partito con un attimo di anticipo, facendosi scovare in fuorigioco. Iabre per Rufo, su di lui Tosca. Poi Abba si fa passare il pallone sotto le gambe, termina fuori, non ha voluto rischiare il controllo. Stuckler, altro appoggio di nuovo per Tosca. Asse che ha portato molto bene alla Cremonese qualche minuto fa. Palamara, centrocampista ex Fiorentina, per Lottici Tessadri. Poi Duca, da un'occhiata in area di rigore, fa partire il cross, troppo sul portiere. Iabre la fa sua, poi pensa di far partire subito Torri, sbaglia però il rilancio, diventa buono per Abba. Non è arrivato subito sul pallone, una volta che la sfera è rimbalzata per terra è diventata impossibile da controllare. Gardoni, a destra Duca, di nuovo il numero 5. Duetta con Palamara, cercato e trovato tra le linee Lottici Tessadri. Tacco di Tosca per Lottici Tessadri. Stuckler viene cercato, pallone però fuori misura che non raggiunge il danese. Campesan fa movimento Caprio. Tantissimo lavoro sporco per il numero 19 della rappresentativa, come già dimostrato ieri. Gioca per la squadra, spalle alla porta, fa costantemente a sportellate con i difensori avversari. Gardoni per Cham, in verticale da Tosca. Poi Lottici Tessadri sulla destra per Bellandi, davanti a lui Ferrari, torna dal numero 4, Stuckler al limite dell'area, il pallone gli torna, aveva cercato un 1-2 praticamente identico a quello che aveva portato al gol di Tosca. Stavolta il pallone non è filtrato, può distendersi la rappresentativa con Sfasciabasti che serve Torri, sta arrivando a tutta velocità, prende il tempo a Gardoni che lo mette giù, calcio di punizione, chiede il giallo a L'arbitro non sembra dello stesso avviso, sì.
Cartellino per Gardoni, che ha fermato una promettente azione di contropiede della rappresentativa. Superati da poco i 36 minuti di gioco, poco meno di 4 più recupero alla fine di questa prima frazione, sul punteggio di 1-1 reti di Campesan e di Tosca. Sulla sfera ora con il numero 7 Ferrari e con il numero 4 Rufo. Ovviamente Ferrari per una battuta con traiettoria a rientrare, visto che è mancino. Rufo per una traiettoria ad uscire con il suo destro. Fischia l'arbitro. Parte Ferrari, centrale è troppo debole. Agazzi la fa sua, fa ripartire Stucler ed è un gran pallone quello di Agazzi. Stucler è solo contro Valori, lo mette giù, chiede il fallo Stucler. L'arbitro ci pensa qualche secondo e poi segnala la punizione per la Cremonese, quasi dalla stessa identica posizione da dove ha battuto la punizione qualche secondo fa la Lega Nazionale Dilettanti. Lottici Tessadri sul pallone. Ha giocato 25 partite su 26 in stagione e di queste 25 ne ha giocate 24 da titolare in Under 17. Lui che è terzo per minutaggio dietro a Della Rovere e Martin. Da gennaio in poi è anche diventato capitano. Cantaboni col sinistro di testa, svetta Torri che ha dato una mano in fase difensiva. Di nuovo Cantaboni, no, lascia l'incombenza a Duca. Palla in area per Stucler, tacco, Tosca! Destro sporcato, calcio d'angolo, si trovano molto bene Stucler e Tosca, anche se hanno giocato veramente poche gare in stagione insieme, però l'intesa sembra esserci. Palla al centro, alzata, diventa un campanile, rimane in area di rigore. Abba allontana sui piedi di Pentimone che la rimette dentro. Stucler anticipa Iabre e sarà rinvio. Protesta la Cremonese, ma anche dalla nostra postazione l'impressione era che l'attaccante danese avesse anticipato l'estremo difensore della LND. Entriamo nell'ultimo minuto dei 40 regolamentari, poi sarà extra time. Caprio non riesce a fermare il pallone. Duca per Stucler, spinto da Campesan. L'arbitro non vede, comunque la Cremonese in possesso palla. Palamara subisce fallo da Sfasciabasti. In caduta probabilmente ha anche preso un colpo proprio dal numero 15 della rappresentativa. E adesso devono entrare i sanitari a soccorrere Palamara, come vi abbiamo detto, cresciuto nella Fiorentina, arrivato a Cremona a gennaio in prestito. Per lui 9 presenze in stagione, 3 in Under 18 proprio con i viola e 6 in primavera con la maglia grigio-rossa. Ne approfittano per bere e rinfrescarsi i giocatori della Cremonese. Viene segnalato ora il recupero con perfetto tempismo. Sono infatti scoccati adesso i 40. Si giocherà quindi per altri 120 secondi qui a Romanengo, in provincia di Cremona, una delle sedi del Trofeo Dossena. Ieri eravamo a San Paolo in provincia di Brescia. Domani la LND sarà di scena sempre in provincia di Cremona, ma in un altro impianto, quello di Castellone. Sbaglia la Cremonese, Caprio può approfittarne, si lancia, palla al piede, duello di velocità con Lottici Tessadri. Caprio prova a entrare in area, non c'è niente secondo l'arbitro. È finito in mezzo a due tra Lottici Tessadri e Tosca, l'attaccante della LND.
che poi ha anche qualcosa da dire al difensore della Cremonese. Diciamo contatto al limite dalla nostra postazione. Duca porta sulla palla, la offre a Bellandi. Poi Lottici Testadri che avrà toccato una quantità infinita di palloni in questa prima frazione. Palamara per Cham. Si abbassa Pentimone, scelto Palamara. Si fa vedere Lottici Testadri. Caprio con decisione. La palla diventa buona per Tori che è partito nella propria metà campo, quindi in posizione regolare. Duca con l'aiuto di Cham lo ferma. Si torna da Agazzi. Da un'occhiata in avanti il portiere della Cremonese, poi apre sulla destra per Bellandi, si abbassa Ferrari su di lui, si torna da Duca. Cantaboni nella mattonella prima occupata da Bellandi. Ora Bellandi. Duca. Ecco il doppio fischio da parte del direttore di gara, finisce 1-1 il primo tempo tra rappresentativa LND e Cremonese, vantaggio della squadra di Gianni Chedda firmato da Elia Campesan, pareggio della Cremonese ad opera di Tosca. Ora intervallo e noi ci rivediamo per il secondo tempo.
Bentornati a Romanengo per il secondo tempo della seconda giornata del Trofeo Dossena, 45esima edizione. Parliamo ovviamente del girone B, sfida tra rappresentativa LND Under 18 e Cremonese. Ci saranno almeno 2 cambi per la squadra di Elia Pavesi. Entreranno con il numero 14 Faie e con il numero 18 Bassoricci. Usciranno con il 7 Bellandi. Forse triplo anche il cambio. Con il numero 9 esce Stuckler. Sì, è così, triplo cambio. Con il numero 16 entra Ventura, esce con il numero 6 Pentimone. Ricominciato il gioco, conferma tutti gli 11 della prima frazione Gianni Chedda, che per il momento non solo non effettua cambi, ma sembra non mandare nessuno a scaldare. Calcio di punizione proprio per la LND. Vediamo dove si collocano i nuovi entrati. Bassoricci ovviamente va ad occupare proprio la posizione di Stuckler in attacco. Faie di fianco a lui. Vediamo il numero 16 Ventura dove andrà. Caprio. Palla morbida verso Sfasciabasti, allontana la Cremonese. Proprio il nuovo entrato Bassoricci protegge il pallone, allarga in direzione di Lottici Testadri. Sta arrivando Duca sulla destra. Va ora dal numero 2. Il numero 16 Ventura va nel terzetto difensivo al posto di Duca. Duca si alza sulla destra al posto di Bellandi, quindi si rimane con un 3-4-1-2 più che un 3-4-3. Cambiano semplicemente i nomi, ma il modulo rimane lo stesso per la squadra di Elia Pavesi, che fa entrare la sua punta di diamante, vale a dire Bassoricci, non solo in gol ieri, non solo capocannoniere della passata edizione, ma uno dei gioielli più promettenti di tutto il settore giovanile della Cremonese. Classe 2004 per lui, 24 presenze in primavera condite da 10 gol e una presenza in prima squadra con cui ha debuttato ad aprile nella sfida contro l'Udinese. È il secondo marcatore stagionale della Cremonese dopo Stuckler, solo perché è stato aggregato alla prima squadra. Proprio Bassoricci all'altezza della tre quarti campo, d'esterno per l'altro ne è entrato Faie, sovrapposizione di Cham, viene premiato Cantaboni. Ora Cham da un'occhiata in area di rigore, se la porta sul piede debole, mette il pallone con il destro, allontana Pasquire. Caprio mette giù con eleganza, Palamara su di lui, lo trattiene fallosamente, calcio di punizione. Sempre riguardo a Bassoricci, per lui non solo questa stagione dal altissimo rendimento, ma anche la stagione scorsa, 15 reti in campionato, ha portato la Cremonese fino ai quarti di finale playoff ed è stato appunto il capocannoniere del Dossena. Lui che è anche il, occhio però all'avanzata della rappresentativa, Abba mette la palla in mezzo, dicevamo Bassoricci che è anche il terzo esordiente più giovane nella storia dell'Under 19 della Cremonese. Valori, sovrapposizione di Abba, si accentra il numero 13, cerca Caprio al limite dell'area, pallone intercettato
dal nuovo entrato Ventura. Agazzi rilancia per Bassorici, mette giù alla perfezione come se avesse la colla vinilica sulle scarpe, poi in mezzo a 2, ne esce non in mezzo a 3. Però è stata commessa un'irregolarità su di lui, quindi punizione. Palamara sventaglia sulla destra per Duca, si fa vedere tra le linee Lottici Tessadri, viene scelto però Ventura, ora Anciam. Cantaboni per Palamara, all'indietro coinvolge Duca. Gardoni, poco movimento da parte dei giocatori della Cremonese. Palamara prova a trovare il guizzo, il numero 8 che si propone in profondità, viene servito, può anche metterla in mezzo, lo fa rasoterra. Campesan intercetta la traiettoria, rilancia verso Torri. Duca gli dà una spallata, tutto regolare secondo l'arbitro, può ricostruire la Cremonese. Cantaboni attaccato da Torri e Caprio, trova comunque Tosca. Campesan rilancia, Torri non ci arriva. Ventura va a vuoto, ancora Torri, rimane a terra il numero 16, si gioca perché il pallone è in possesso della Cremonese. Cross in area di rigore, non allontana l'LND. Tosca in palleggio, il tocco per Bassorici, palla irraggiungibile, calcio di rinvio quando abbiamo superato i 5 minuti di gioco di questo secondo tempo. Sempre 1-1 tra LND e Cremonese, 1-1 che è anche il risultato della sfida tra Brescia e Monza. Sull'altro campo qui sono molto interessate entrambe le squadre. Duca, anticipo secco su Ferrari, poi accelera il numero 2, non gli sta dietro Ferrari, cross troppo lungo che termina la sua corsa direttamente sul fondo. Impossibile arrivarci per Bassorici, c'era comunque in copertura su di lui Rufo. Eccoli i movimenti sulla panchina della LND, sono in 5 a scaldarsi per il momento tra le fila della squadra di Gianni Chedda. Iabre pronto a battere il rinvio, si andrà ovviamente lunghi vista la pressione della Cremonese. In zona c'è solo Palamara, svetta di testa per Lottici Tessadri, passaggio fuori misura. Ferrari sulla sua verticale da Torri, poi Lottici Tessadri con gran decisione calcia praticamente verso la propria porta. Agazzi evita che il pallone esca e quindi evita il calcio d'angolo. Lottici Tessadri porta sul pallone, sulla pressione di Caprio non rischia, scarica per Gardoni. Ventura sulla sua destra, Cham a sinistra, scelto Cham, sfascia Basti, lo infastidisce. Cantaboni, giocata ambiziosa letta da Abba che chiede troppo alla sua velocità e alla sua tecnica. Gardoni apre verso Duca, stop elegante del numero 2, alza la testa, va da Faye, tamponato da Campesan. Ottima palla per Tosca, chiede l'1-2 con Bassorici che non si chiude. Cantaboni, sterzata, sfascia Basti, capisce le intenzioni del numero 10 della Cremonese, poi scintille tra i due, va subito a dividerli l'arbitro e anche i compagni di Cantaboni portano via il numero 10. È un torneo praticamente estivo, anche se l'estate non è ancora iniziata, ma l'agonismo non manca, la voglia di vincere nemmeno. Competizione molto prestigiosa che negli anni, come vi raccontavamo ieri, ha lanciato tantissimi campioni. Faye, attaccato da Campesan, il numero 14, attaccante classe 2007, quindi 2 anni sotto età rispetto ai 2005 della LND e 3 anni sotto età rispetto ai 2004 come ad esempio Bassorici, che stanno prendendo parte a questo torneo.
Faglie ha giocato la prima metà di stagione in Under 16, raccogliendo 9 presenze su 9 gare e 7 gol. Da gennaio, visto il rendimento, è stato promosso in Under 17. La media si è leggermente abbassata, ma il feeling col gol non l'ha certamente perso. Ha totalizzato 13 partite e 7 reti. È il secondo miglior marcatore dell'Under 17 dopo Giacomo Gabbiani. Impossibile arrivare ai numeri del bomber grigio-rosso, che quest'anno è stato il miglior marcatore non solo del Under 17 ma del girone A e il secondo di tutta la categoria. Meglio di lui solo Rubino della Fiorentina. Per Gabbiani 20 gol in 16 presenze, più di uno a partita. È stato anche convocato dall'Italia Under 17 di Corradi per il torneo dei gironi. Esordio nazionale, gol anche con la maglia azzurra. Si preparano ad entrare 2 giocatori della Lega Nazionale Dilettanti. Vediamo di chi si tratta. Nel frattempo però si gioca, pallone allargato per Rufo, lo stop non è il massimo. Cantaboni capisce le sue intenzioni, non riesce però a rubargli palla. Valori ricomincia da Campesan. Su di lui Basso-Ricci, lancio che colpisce il numero 18, non arriva neanche adesso il cambio. Rimessa laterale di cui si incarica Ferrari. Intravediamo nella lavagna luminosa il numero 11 e il numero 13 rispettivamente ad entrare e ad uscire, quindi uno dei due cambi dovrebbe trattarsi di Sagrillo al posto di Valori. Non dovrebbe cambiare nulla a livello tattico, perché Sagrillo già ieri ha giocato come playmaker della Lega Dilettanti. Rimessa Campesan di testa allontana, poi Valori, l'indiziato numero 1, anzi si trattava di Giacchina, scusate, ora Valori, poi Duca allarga sulla destra, sempre su quell'out la Cremonese. Faglie, ricominciano i ragazzi di Elia Pavesi. Gardoni si allarga a sinistra, Cham, si torna però sulla fascia destra. Duca, lancio che nelle intenzioni doveva raggiungere Basso-Ricci, palla lunghissima. Vediamo se Gianni Chedda cambia adesso, sembra di no, quindi si continuerà a giocare. Attende le sostituzioni il direttore di gara, poi capisce che non saranno effettuate in questo momento, allora dà l'ok a ripartire. Iabre verso Ferrari, Duca di testa è prorompente, praticamente lo travolge in modo regolare. Rimessa per la rappresentativa, 12° minuto di gioco, 1-1 il punteggio, reti di Campesan per la LND e di Tosca per la Cremonese. Si continua a giocare sulla fascia destra. Gioco che si è sviluppato pochissimo dall'altra parte in questo secondo tempo. E la LND continua a ritardare il momento del cambio. Ventura per Gardoni, si allarga Cham, neanche stavolta si va a sinistra. Duca supera la linea di centrocampo, va da Ventura. Chiamano palla sia Gardoni che Cham, ancora una volta da quel lato. Faglie, Belo, Basso-Ricci di prima, mettere in moto proprio Faglie, poi si stacca Basso-Ricci, chiede palla a rimorchio. Faglie cerca probabilmente la conclusione verso la porta, tiro altissimo, c'erano 2 uomini in area di rigore più Basso-Ricci al limite. Eccole le sostituzioni, una è quella che vi anticipavamo, entra con il numero 11 Sagrillo, esce con il 13 Valori. Sagrillo che si va a prendere la posizione di regista. Vediamo il secondo cambio quale sarà. Il secondo cambio è il numero 16, vale a dire Fiore, per il 14, Giacchina. A livello tattico
Dovrebbe essere tutto come prima. Fiore infatti ieri ha giocato da mezzala e quello era il ruolo occupato da Alberto Giacchina. Rimane 3-5-2 infatti lo schieramento della LND quando siamo al 14° minuto di gioco. Pasquire riesce a fermare l'avanzata della Cremonese, la spedisce in rimessa laterale. Touche in zona d'attacco per i ragazzi di Elia Pavesi. Palla direttamente in area di rigore, sfascia Basti, stop e sfera allontanata. Ventura lascia scorrere e si accontenta della rimessa. Il numero 16 della Cremonese entrato nella ripresa. Faglie, colpo di tacco, cerca di mettere in moto Tosca. Umberto Ventura, altro classe 2004 oltre a Bassorici, per lui ben 30 presenze stagionali, ha saltato solo 2 gare, entrambe per squalifica, è sempre partito dal primo minuto ed è stato sostituito solo 2 volte, non a caso è il giocatore di movimento col maggior minutaggio della rosa. Gardoni allarga per Duca, ha un po' di spazio il numero 2 della Cremonese, se lo prende, entra in area di rigore, Duca! Conclusione alta, palla fuori, ottima chance capitata sui piedi dell'esterno grigio-rosso che non inquadra lo specchio della porta. È praticamente il primo tiro in questo secondo tempo. Rimane anche a terra Duca che probabilmente è stato toccato duro dopo aver scoccato il tiro. Entra il medico della Cremonese a sincerarsi delle condizioni di Duca. 16° minuto sul cronometro, non cambia il parziale qui a Romanengo per la 45esima edizione del Trofeo Dossena, che ieri ha visto un risultato a sorpresa non in questo girone ma nell'altro, dove l'Atalanta è stata pesantemente battuta dai giapponesi del Yufa. Ferrari di testa per Torri, duello con Ventura, lotta Torri, non riesce a guadagnarsi la rimessa laterale che sarà della Cremonese. Se ne incarica Lottici Tessadri, va indietro da Ventura, ora ritmi molto più bassi rispetto alla prima frazione di gioco. Fase di studio delle due squadre, vediamo se le forze fresche daranno il proprio contributo in tal senso. Ventura porta sul pallone, chiede profondità ai suoi compagni, trova un appoggio in Bassorici, sbaglia il controllo il numero 18, pallone ributtato in avanti, colpo di testa di Rufo, altro colpo di testa della Cremonese. Faglie commette fallo su Abba che si è preso in modo molto intelligente il calcio di punizione. Con furbizia e con esperienza il numero 20 di proprietà del Crema. Pasquire al rilancio lungo verso Torri, di testa per Caprio, fa buona guardia Gardoni, il pallone era troppo lento per favorire l'uscita di Agazzi, è stato costretto a rinviarlo il numero 5 Ferrari, di nuovo per Torri. Caprio unico riferimento offensivo in questo momento. Bassorici protegge palla il numero 18, fa valere la propria tecnica e la propria fisicità, si accentra, sta arrivando Cham a sinistra, sbaglia il controllo il numero 3 quando era praticamente la prima volta che si sfondava su questa fascia nella ripresa. Bassorici velocizza la ripresa del gioco passando il pallone a Rufo, rimessa per Caprio, pressato strettissimo da Gardoni. Sempre duelli fisici quelli tra Caprio e i difensori avversari. Siamo già dall'altra parte con Pasquire che ha dovuto mettere fuori di testa, era stato cercato Faglie in profondità, il più giovane in campo in questo momento.
come vi dicevamo classe 2017, sbaglia il controllo Palamara, che poi è costretto a fare fallo, rischia tantissimo il numero 8 della Cremonese, perché prende il giallo per il fallo tattico, poi getta via il pallone. Chiedevano il doppio giallo quelli della rappresentativa, l'arbitro con gesti abbastanza chiari ha detto: l'ho già ammonito per questa giocata, mi sembra eccessivo dargli il giallo anche per l'altro gesto, però poteva effettivamente estrarre il cartellino. Ora Duca non si intende con Agazzi, la sfera comunque finisce tra le braccia del portiere della Cremonese. Gardoni in verticale sfascia Basti, capisce tutto, poi Abba prende un colpo da Cham, che si rende subito conto di aver commesso fallo. Bassorici va a rialzare Niccolò Abba. Calcio di punizione di cui si incarica Rufo, che ha acquisito la fascia di capitano da quando è uscito Giacchina. Fiore ne è entrato in uno dei primi palloni toccati. Campesan svirgola col sinistro e mette il pallone fuori. Siamo esattamente a metà del secondo tempo, pochissime, anzi nessuna occasione in questa ripresa, e risultato che rimane fermo sull'1-1. Duca accelera, verticale a cercare Bassorici, di tacco Tosca, ora Bassorici per Lottici Tessadri, Faie va a occupare l'area di rigore Cantaboni, Bassorici al limite, velo per favorire Tosca, capito tutto, sfascia Basti, sta arrivando a destra Abba, viene lanciato numero 20, occhio alla velocità di Abba che riesce ad arrivare sul pallone, no, tocca la sfera, ma la sfera era già uscita, si era impegnato Abba, difficilissimo arrivare su questa sfera. Duca, Fiore non accenna la pressione e allora Duca può impostare come al solito a cercare Bassorici. Caprio non riesce il controllo, a sportellate con Gardoni, poi Cham, Cantaboni sbaglia lo stop, se la va a riprendere, ma Torri ridà il possesso alla LND. Abba ha un po' di spazio, attacca l'area di rigore Torri, al limite c'è Caprio, sfascia Basti, Rufo con calma l'LND, pallone sul secondo verso Caprio, Agazzi si distende, eccola la prima chance del secondo tempo. Siamo già dall'altra parte, Faie per Tosca, sta arrivando Cantaboni, lo vede con la coda dell'occhio Tosca, sfascia Basti a intercettare e a subire fallo, prendendosi gli applausi dei compagni e della panchina. La punizione si può già battere perché non sono state chieste le distanze e del resto ci sono già, quindi non c'è bisogno del fischio dell'arbitro. Eccola la battuta. Fiore voleva aprire in direzione di Abba, il pallone finisce direttamente ad Agazzi, porta il pallone al limite dell'area, lo cede a Gardoni, palla morbida verso Faie, cerca la spezzata, non raggiunge Bassorici, ancora Gardoni di testa. Siamo sull'out di sinistra con Ferrari, come ieri primi lampi sul cielo lombardo, è una costante di questi ultimi giorni. Imbucata per Abba che dà un'occhiata al guardalinee, aveva visto di essere oltre la linea e infatti è arrivata puntuale la chiamata dell'assistente dell'arbitro. Sempre Agazzi, gioca corto per Palamara, porta sulla sfera e allarga a destra da Duca, sulla sua verticale da Bassorici, tacco che non filtra, troppe leziosità da parte degli attaccanti della Cremonese in questa fase. Palamara, serpentina del numero 8, ci sono Bassorici e Faie in area di rigore, Lottici Tessadri, ancora Palamara, non c'è luce né per il tiro né per il cross. Campesan
La spedisce in rimessa laterale. Pronto un altro cambio per la squadra di Gianni Chedda. Vedremo tra un momento di chi si tratterà. Per il momento si gioca in attacco la cremonese. Lottici Tessadri per Cantaboni, mette giù il pallone nel traffico il numero 10, riapre per Duca, finta il cross, rimane su di lui Ferrara. Duca mette ora il pallone sul secondo, scheggia la traversa e termina fuori la sfera calciata da Duca. Palamara per Ventura, appoggia a Duca che ha colpito in modo probabilmente casuale la traversa, ma è andato molto vicino alla rete. Una chance per parte in questa ripresa, la prima capitata Caprio, la seconda involontaria a Duca. Caprio dà un'occhiata in area di rigore, vede l'inserimento di Torri, colpisce male il pallone che termina sul fondo. Non viene effettuato il cambio in questo momento perché la cremonese ha già fatto ripartire il gioco. Molto stanco Caprio, che in questo momento è piegato sulle gambe. Vediamo se il cambio sarà proprio per far rifiatare il 19. Cham per Lottici Tessadri, Cantaboni di prima verso Cham, pallone in area di rigore, filtra Faye, prova ad avventarsi sul passaggio, gli apre in uscita, ferma tutto. Può distendersi la LND, poche traiettorie di passaggio, una è quella verso Torri. Ventura non interviene in modo pulitissimo, ma tanto basta per fermare l'azione della LND. Eccola la terza sostituzione per la squadra di Gianni Chedda, pronta una sostituzione anche per la cremonese. Vediamo di chi si tratta. Entra con il numero 15 Kveciu ed esce con il numero 2 Duca. La LND per il momento non fa il cambio, quindi solo la cremonese ha effettuato la sostituzione. Inserendo Albert Kveciu, classe 2006 italo-camerunense, 14 presenze stagionali, la metà da subentrato e un gol contro il Sud Tirol. Eccolo il cambio per la LND, e come era facilmente comprensibile esce Caprio che ha speso tutto. Al suo posto entra con il numero 21 Yuri Armini. Anche ieri è entrato a gara in corso. L'attaccante di proprietà della Lupa Frascati. Per lui 15 presenze in stagione e un gol contro la Palmese. Campesan fa buona guardia, la cede a Ferrari. Torri anticipato secco da Ventura, sulla sua fascia il nuovo entrato Kveciu, cerca di andare da lui il numero 16, non aggancia Kveciu, poi il pallone sfila sul fondo. 28esimo minuto, sempre 1-1 in questo momento. La cremonese sarebbe a 4 punti se il parziale di 1-1 resiste anche sull'altro campo. Cremonese 4, Brescia 4, LND 1, Monza 1. Rimessa laterale battuta in area di rigore. Campesan di testa, Kveciu cerca di rimettere il pallone nei 16 metri della LND. Ferrari non è della stessa idea, allontana. Rimessa laterale, rimane in attacco la squadra di Elia Pavesi. Già battuta la rimessa, stiamo entrando negli ultimi 10 minuti di gioco. Palamara cerca di chiudere il triangolo con Lottici Tessadri, non ce la fa. Pallone termina fuori dall'altra parte, a battere Cham.
Batte lungo troppo per raggiungere Basso Ricci, c'è però appostato Kveciu, Basso Ricci di testa, non chiude il triangolo, Lottici Tessadri per Kveciu, preme ora la squadra grigio-rossa, cross spizzato da Pasquire, duello di velocità tra Tosca e Abba, si accontenta della rimessa laterale il numero 11. Prendono posto in area i giocatori della Cremonese, rimessa battuta lunghissima, Campesan ha anticipato anche Iabre, poi ha preso un colpo, non se ne sono accorti i suoi compagni, se ne è accorto l'arbitro che ferma il gioco, il pallone era terminato fuori, intervento decisivo di Campesan, così come era stato decisivo il suo mancino nell'area di rigore avversaria nella prima frazione. Valso l'1-0, entra lo staff medico della LND, quarto cambio pronto per la formazione della Lega Nazionale Dilettanti. Se non andiamo errati, sulla lavagnetta luminosa c'è il numero 23, quindi dovrebbe trattarsi di Galletta e dovrebbe uscire il numero 18 Torri, quindi cambia completamente l'attacco Gianni Chedda. Dopo aver sostituito Caprio, sostituisce anche Torri. Umberto Galletta, giocatore della Casertana, ve ne abbiamo parlato ieri, lui cresciuto nelle giovanili del Napoli, poi passato al Benevento l'anno scorso con la Ternana, ha fatto Ternana Under 17, ha fatto molto molto bene. Anche suo fratello Vincenzo gioca a calcio ed è suo compagno di squadra alla Casertana. Ora calcio di punizione per la Cremonese, superati i 30 minuti di gioco, meno di 10 alla fine, poi sarà extra time. Viene chiamato lo schema da parte della Cremonese, Gardoni dice di aspettare perché vuole prendere posto in area, ci sono anche Palamara, Cantaboni, Basso Ricci, Tosca, Faie, area molto affollata, partono dal limite gli attaccanti della Cremonese. Traiettoria sul primo, troppo corta, può scatenarsi Fiore, cerca di lanciare Torri in uno degli ultimi palloni toccati dal numero 18 che poi verrà sostituito. Si accentra Ventura, arriva al limite, altro dribbling, Ventura in area di rigore, Ventura passa! Iabre la tiene lì. Serpentina di Ventura, poi Iabre deve mettere il pallone sul fondo, non riesce a continuare Campesan, o almeno questa è l'impressione. Un cambio pronto anche per la Cremonese. Vediamo di chi si tratta. Entra con il numero 13 Mavrommatis, esce col numero 8 Palamara. Per la LND, come vi avevamo anticipato, entra Umberto Galletta, esce Torri. Quanto riguarda Mavrommatis, giocatore classe 2006 cipriota, 21 presenze stagionali, 6 gol, tutte in under 17, anche 4 convocazioni in primavera senza esordire però in campionato, è arrivato l'estate scorsa dall'AEK Larnaca. Iabre mette giù il pallone, alza la testa, va lungo alla ricerca di uno tra Armini e Galletta. In zona c'è solo Gardoni, non riesce la sponda a Faie, il pallone si impenna, proprio Mavrommatis, il neoentrato, se lo va a contendere. Ancora un colpo di testa, Basso Ricci non arriva sulla sfera perché c'è Pasquire, poi Ferrari un po' alla cieca, Ventura attaccato da un altro neoentrato, cioè Armini, sbaglia il passaggio per Abba, si va a riprendere il pallone Armini, cerca Fiore di testa, allontana Ventura,
Ora un po' di errori tecnici, si fa sentire la stanchezza per entrambe le squadre. Ferrari, tocco di prima, Fiore prova a girarsi, non c'è fallo secondo l'arbitro, si continua a giocare. Basso-Ricci, Lottici Tessadri di prima, fa correre Faye, occhio alla velocità del numero 14, su di lui c'è Campesan, palla dentro, Rufo con una gran lettura, il numero 4, poi Mavromatis gli ruba palla, toccato con la mano, calcio di punizione per la LND, 34esimo minuto sul cronometro, sempre 1-1 a Romanengo. Iabre sfascia Basti, Tosca gli tocca il pallone quando stava per andare da Abba. Rufo costretto a chiamare in causa Iabre, si alza in pressione Faye, ancora Rufo, si prende il centro, torna da Iabre, questa volta non può far altro che andare lungo. Lottici Tessadri intercetta, Basso-Ricci può girarsi, Basso-Ricci, palla fuori. Alla fine più extra time in questa partita che per il momento non ha vincitori né vinti. Intercetta Sagrillo, Fiore tocca con la punta per Galletta, subito fallo e quindi calcio di punizione più o meno da centrocampo per l'LND che batte corto. Sagrillo di nuovo per Fiore, Abba è libero a destra, Fiore alza la testa, lo vede, aspetta a servirlo, va ora dal numero 20, può andare all'1 contro 1, premia Sfascia Basti, guarda in area di rigore, torna sui suoi passi, serve ancora Abba, palla fuori per Sagrillo, si apre a sinistra Ferrari, si va dal numero 7, cross dentro, Fiore, poi Armini col sinistro, la gira alla grande ma centra la traversa. Ancora in possesso la LND, Sfascia Basti per Rufo, la mette sul secondo, Ferrari. Sfortunata la LND, quarto legno del trofeo Dossena dopo i 3 di ieri. Terza traversa, le due colpite ieri, una da Torri, l'altra da Rufo, con una punizione che ha tentato di sorprendere Cortese da centrocampo. Oggi questa di Yuri Armini, neoentrato, stava per lasciare subito il segno. Sagrillo non evita che il pallone esca, quindi rimessa per la Cremonese. Gardoni chiama palla Cantaboni, si va però sulla destra. Mavromatis, Faye di prima, proprio per Mavromatis, si fa vedere Cantaboni. Riceve, mette il pallone morbido, Pasquire senza troppi complimenti, ancora Cantaboni di testa, spallata di Abba, Rufo ci arriva, Cantaboni, serie di batti e ribatti, sempre Rufo, palla fuori, si accontenta della rimessa Cham. Gardoni, Agazzi quasi come portiere di movimento, fa qualche passo in avanti, la Cremonese però non serve il proprio portiere. Kveciu, Mavromatis, torna da Kveciu, vanno avanti due nuovi entrati. Faye entra in area a Kveciu, Faye si gira, cerca una giocata a metà tra una conclusione e un'imbucata. La palla termina sul fondo quando siamo al 38esimo. Faye sistema il pallone al limite dell'area piccola, pal rilancio lungo, svetta di testa Mavromatis, poi Faye per Basso-Ricci, attenzione al numero 18, viene subito raddoppiato,
poi Pasquire protegge palla, la sfera termina sul fondo, sarà nuovamente rinvio per la squadra di Gianni Chedda. 100 secondi alla fine della partita. Sempre 1-1, reti, lo ricordiamo, di Campesan e di Tosca. Cham, non ci arriva Basso Ricci. Serie di colpi di testa a centrocampo e poi calcio di punizione. Sono andati a terra in due della Lega Nazionale Dilettanti. Si tratta di Sagrillo e Sfasciabasti. Rufo pensa a battere lungo, poi lascia l'incombenza a Pasquire. Eccolo il lancio verso Yuri Armini. Taglia davanti a Cham, non arriva sul pallone. Sfasciabasti, Basso Ricci, lotta con Sagrillo. Ancora Sfasciabasti, tra pochissimo arriverà la segnalazione del recupero. Ferrari sulla sua verticale da Sagrillo, la fa proseguire per Galletta. Davanti a lui Ventura, si accentra Galletta. Tacco di Fiore che non raggiunge nessuno, può distendersi la Cremonese, un po' scoperta la LND. Basso Ricci sbaglia la giocata sulla pressione di Rufo. Abbava all'indietro da Iabre. Faie a pressare, Lottici Tessadri, ottimo aggancio a centrocampo, poi Mavrommatis, lotta con fallo, si può continuare perché il possesso è ancora dell'LND, il pallone ora termina fuori, rimessa della Cremonese, 4 minuti di recupero che iniziano in questo momento. Cantaboni, Cremonese cerca il guizzo decisivo in questo recupero, torna sul pallone Cantaboni, si chiude la LND che ora è anche stanca, ha interpretato la gara molto bene dal punto di vista tecnico, tattico e dell'intensità. Viene segnalato un calcio di punizione in favore della Cremonese, abbiamo qualche dubbio su questa chiamata, il fallo sembrava essere, o meglio, sembrava essere tutto regolare. Se proprio doveva esserci un fallo, sembrava che fosse per la LND, non è dello stesso avviso l'arbitro. Calcio di punizione, 2 uomini in barriera per la squadra di Gianni Chedda. Si tratta di Armini e Sfasciabasti. Sei giocatori della Cremonese in area. Parte Lottici Tessadri, c'è stato un fallo su Campesan, fallo di confusione fischiato dall'arbitro e come spesso accade in questi casi viene favorita la difesa in questo tipo di chiamate. Già passato 1 minuto e mezzo di recupero. 2,5 alla fine dell'extra time. Per il momento nessuna delle due squadre sembra avere la forza per cercare il gol del 2-1, però nel calcio può succedere di tutto, soprattutto a livello giovanile. Kveciu si incarica della battuta alla rimessa laterale, va all'indietro da Ventura, si allarga Cham, Ventura fa rimpallare la sfera contro Galletta. Con le mani serve Gardoni, una delle ultime giocate a disposizione della Cremonese, finta di corpo di Ventura che va in area, svirgolata la sfera, a bala allontana definitivamente. Armini di testa a contendere il pallone a Lottici Tessadri, ce la fa senza fallo, poi ancora Cremonese in possesso. Cham alla cieca verso Basso Ricci, serie di colpi di testa, Tosca, Tessadri, ancora Tosca, c'è un fallo di mano, il possesso però è per la LND con Sagrillo, suolata del numero 11, attaccato dall'altro numero 11 Tosca, autore della rete del 2-1. Ferrari in verticale da Fiore, riesce a servire in area di rigore, Galletta rientra attaccato senza fallo, secondo l'arbitro poteva sfruttarla meglio questa chance il numero 23, e allora siamo dall'altra parte con la Cremonese che allarga il pallone sulla sinistra. Rufo se la va a prendere, il pallone però è uscito.
Mancano 50 secondi alla fine della partita. Vediamo se la squadra di Elia Pavesi riuscirà a buttare un ultimo pallone in area di rigore. Gardoni alza la testa, allontana la LND. Armini protegge, si gira, attaccato da Cantaboni e poi Cham. Prova ad allungare per Ferrari, che ha speso tantissimo, non aveva il fiato per arrivare su questo pallone. 20 secondi alla fine, Cremonese in possesso della palla, 1-1 il punteggio. Ventura per Gardoni. 5 secondi alla fine, deve buttare il pallone in mezzo la Cremonese per provare un ultimo attacco che non va a buon fine, perché la squadra di Gianni Chedda allontana e l'arbitro dice che non c'è più tempo. La seconda giornata del trofeo Dossena girone B termina sul punteggio di 1-1, reti di Campesan e Tosca. Come al solito, momento dei ringraziamenti. Il primo va allo staff del centro sportivo che ci ha messo nelle condizioni di poter svolgere al meglio la nostra telecronaca. Il secondo ringraziamento va alla Giovane Italia, alla Lega Nazionale Dilettanti, che ci hanno dato l'opportunità di raccontare e ci stanno dando l'opportunità di raccontare il trofeo Dossena. L'ultimo ringraziamento a Stefano Rossoni, mio compagno di viaggio in questa manifestazione, che si è occupato delle riprese. Qui da Luca Pellegrini e dal centro sportivo di Romanengo in provincia di Cremona è veramente tutto. Appuntamento a domani a Castellone per l'ultima gara del girone, che vedrà la squadra di Gianni Chedda impegnata contro il Monza.